Ciao! Sai che è uscito il nostro magico libro Racconti di Natale? Troverai un sacco di storie magiche fantastiche, illustrazioni che ti faranno volare con noi nel periodo più bello dell'anno. Clicca sul link nella descrizione del podcast per scoprire di più, oppure cerca su Amazon Racconti di Natale Podcast. E intanto, buon ascolto! Fiabe per bambini presenta Racconti di Natale, le storie da ascoltare tutti insieme intorno all'albero. Una lettera di Babbo Natale. Mia cara Susie Clemens, ho ricevuto e letto tutte le lettere che tu e la tua sorellina mi avete scritto. Riesco a leggere i segni frastagliati e fantastici tuoi e della tua sorellina senza alcun problema. Ho avuto problemi però con quelle lettere che hai dettato tramite tua madre e le infermiere, perché sono uno straniero e non so leggere bene la scrittura inglese. Scoprirai che non ho commesso errori riguardo alle cose che tu e la tua sorellina avete ordinato nelle vostre stesse lettere. Sono sceso giù per il camino a mezzanotte quando dormivi e le ho consegnate tutte io stesso. E ho anche dato un bacino sulla fronte a entrambi. Però c'erano 1 o 2 piccoli ordini che non ho potuto evadere perché abbiamo esaurito le scorte. C'erano una parola o 2 nella lettera di tua madre che, io ho preso per essere un baule pieno di vestiti per bambole. È così? Verrò alla porta della tua cucina stamattina verso le 9 per chiedere informazioni, ma non devo vedere nessuno e non devo parlare con nessuno tranne che con te. Quando suonerà il campanello della cucina, George deve essere bendato e mandato alla porta. Devi dire a George che deve camminare in punta di piedi e non parlare, altrimenti, me ne andrò. Poi devi salire all'asilo e metterti su una sedia o sul letto dell'infermiera e avvicinare l'orecchio al tubo parlante che porta giù in cucina. E quando io fischierò attraverso di esso, devi parlare nel tubo e dire «Benvenuto Babbo Natale!» Poi chiederò se era un baule che ho ordinato oppure no. Se dici che lo era, ti chiederò di che colore vuoi che sia e poi devi dirmi in dettaglio ogni singola cosa che vuoi che il baule contenga. Poi quando dico arrivederci e buon Natale alla mia piccola Susie Clemens, devi dire arrivederci buon vecchio Babbo Natale, ti ringrazio molto. Poi devi scendere in biblioteca e far chiudere a George tutte le porte che si aprono nella sala principale e tutti devono stare fermi per un po'. Andrò sulla luna e prenderò tutte quelle cose e dopo pochi minuti scenderò dal camino nell'ingresso. Se è un baule che vuoi, non riuscirei a portare una cosa così grande giù per il camino della cameretta, sai. Se dovessi lasciare un po' di neve nell'ingresso, devi dire a George di spazzarla nel caminetto, perché io, non ho tempo per fare queste cose. George non deve usare una scopa, ma uno straccio. Se il mio stivale dovesse lasciare una macchia sul marmo, George non dovrà cancellarla. Lasciala sempre lì, in memoria della mia visita. E ogni volta che la guarderai o la mostrerai a qualcuno, devi ricordarti di essere sempre una brava bambina. E mi raccomando, non perderti il nostro libro, Racconti di Natale. Alla prossima storia!